Buona giornata, inizia una nuova settimana, inizia la settimana che ci porterà inevitabilmente piano piano verso il Ferragosto, verso la metà del mese, la metà di questo agosto che per noi, per quanto riguarda la redazione sportiva, è un mese di non ferie, di non feste, visto che si cominciano le squadre a prepararsi e iniziano la loro preparazione. E allora tra poco vi raccontiamo quello che è successo nel weekend su www.venetoglobe.com, la nostra web tv con tutti i programmi, tutte le registrazioni naturalmente che potete trovarle in modalità on demand su, ripeto, www.venetoglobe.com. In digitale terrestre invece quello di canale 95 di Caffè TV 24, il canale 95 è quello che copre Veneto e Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda Caffè TV 24 vi ricordo un emittente che si può vedere e osservare su tutto il territorio del nord Italia, Marche ed Emilia Romagna compresa. E allora parliamo del weekend appena conclusosi. Formula 1 si è corso a Budapest, la 12ª gara del mondiale. Ha vinto Lewis Hamilton, vittoria numero 80, l'8ª dell'anno, la 7ª a Budapest. Un successo che ribadisce una dittatura, un capolavoro di squadra e strategia firmata Lewis e Mercedes, ai danni di Max Verstappen, che si è trovato con gomme più usurate e dopo una lunga fuga non ha potuto far altro che accontentarsi del secondo posto. Terzo Sebastian Vettel, quarto Charles Leclerc su Ferrari, con le Ferrari che come temuto e previsto hanno arrancato perdendo circa un secondo a giro. Riporto anche che in Formula 2 sullo stesso circuito c'è da segnalare la splendida vittoria del figlio di Michael Schumacher, salutato tra l'altro dalla moglie di Michael Schumacher e da tutto il suo entourage, la prima vittoria in Formula 2, complimenti. Sempre domenica in pista c'è andato anche il MotoGP, si è corso sulla pista di Brno, primo il solito Marquez, secondo Dovizioso e soltanto sesto Valentino Rossi. In A1 di basket il calendario vede la prima gara della TVB in casa il 25 settembre con la super favorita Milano Armani, la seconda giornata in trasferta a Cremona e ritorno al Palaverde per la terza giornata con Pistoia. Intanto in casa Treviso esplode il mercato, poi vi raccontiamo dell'acquisto dello sloveno Nikolic. Nazionale maschile di pallavolo al lavoro a Bari, dove dal 9 all'11 si terrà il preolimpico contro Camerun, Australia e Serbia, mentre ieri sera a Catania splendide le azzurre della pallavolo guidate da Davide Mazzanti, che dopo le vittorie per 3-0 contro Kenya e Belgio vincono anche 3-0 contro l'Olanda e raggiungono così Tokyo per le prossime Olimpiadi. Per quanto riguarda il calcio, adesso campionato di A al via con un calendario che è stato ufficializzato, una prima giornata che tra tutte può annoverare Fiorentina-Napoli e se vogliamo per la vicinanza le nostre venete o friulane Udinese-Milan e Verona-Bologna. Si parla di mercato, i nomi sono quelli, non li facciamo quest'oggi, ma Lukaku, Dybala ancora, si parla, Inter, Juve, il Milan che sembra aver trovato la tranquillità. A proposito di Milan, Milan-Manchester United finita 7-6 per il Manchester, Lilla-Roma ha vinto la Roma per 3-2, scusatemi, poi c'è stata la vittoria ai calci di rigore dell'Inter contro il Tottenham. Altre gare nel fine settimana, Brescia batte Besiktas, Turchia 2-0, Spalle Verona 0-0, a Bordeaux Genoa batte Bordeaux 3-2, a Marsiglia gol di Martens per il Napoli che vince 1-0, Lazio batte Paderborn 4-2, Monaco Sampdoria 1-0, due partite del Cagliari contro due formazioni del Friburgo diverse, la prima vinta dal Cagliari per 1-0, la seconda persa per 4-1, a Livorno derby Fiorentina batte Livorno 1-0 e Augsburg Bologna 3-2, da ricordare anche Burnley contro Parma finita 2-0 per gli inglesi. In Serie B le venete, Cittadella-Pordenone, c'è stato subito lo scontro, ha vinto il Pordenone per 2-1. Il Vicenza giocherà domani, debutta in Coppa a Reggio Calabria, mentre Venezia-Empoli vince il Venezia per 1-0. Altro pari anche per il Padova che fa 1-1 contro l'Este.
È iniziata la Coppa Italia anche per quanto riguarda la Serie C e allora ci sono poi gli accoppiamenti che varieranno. Südtirol batte Fasano 4-2, Ravenna batte Sanremese 1-0, la vincente, il Ravenna, affronterà il Chievo. Adriese Feralpi Salò, vince il Feralpi Salò per 1-0, scusatemi. Sconfitta così la formazione di Tiozzo l'Adriese e Feralpi Salò affronterà il Pordenone. Triestina batte Cavese 3-1, la vincente affronta il Perugia. Anche quest'anno il nostro campionato di riferimento sarà quello d'eccellenza e a proposito dell'eccellenza andiamo in casa liventina perché si è festeggiato il primo trofeo della stagione, quello vinto nel weekend contro il Cerlins Musane e la Manzanese, 2-0 contro la Manzanese, 0-0 e poi 4-2 ai rigori per i friulani del Cerlins, ma trofeo alla liventina, sperando sia di buon auspicio per la squadra di Vecchiato che così si era espresso alla presentazione. Vecchiato, inizia nuova stagione, nuova panchina e quindi tante belle cose, insomma tante nuove cose. Sì, il primo giorno porta sempre entusiasmo, emozione, no? Curiosità anche per capire una realtà nuova, giocatori nuovi, categoria nuova e dunque sei qui per lavorare, per conoscerci, dunque tutti i primi giorni sono comunque entusiasmanti. Mister, tanti giovani, contento il presidente che ha detto finalmente vedo che il vivaio, insomma, ma non c'erano dubbi, assegnati anche ad un allenatore che sa allenare con i giovani. Sì, adesso anch'io ho bisogno di conoscerli perché fino adesso abbiamo solo parlato, adesso dobbiamo lavorare, capire, conoscerci, le caratteristiche. Come sempre ci saranno delle sorprese, mi auguro, in positivo. Adesso è prematuro parlare di nulla perché dobbiamo stare insieme. Senti, salite in montagna dopo i test che farete qui tra oggi e domani, salite in montagna, avete iniziato presto. È arrivata l'occasione di fare una settimana di ritiro e sinceramente per una realtà nuova per me e anche per i giocatori, più stiamo insieme meglio è per conoscerci. Sì, far gruppo è importante perché poi diventa fondamentale. È importante fare gruppo fuori e soprattutto dentro il campo per capire quello che vogliamo, per conoscerci, dunque tutto quello che riusciamo a fare in anticipo per noi è oro. Come ti collochi in questo campionato che qualcuno ha già assegnato a qualche squadrone così? Ma non mi colloco ancora perché credetemi per me c'è tanta curiosità di capire che squadra ho. Dunque è chiaro, io le altre le ho guardato un po', qualche giocatore scende dalla Serie D e dunque abbiamo bisogno di tempo per capire. Questo Roberto Vecchiato non sapeva ancora di aver vinto questo primo torneo, che sia di buon auspicio. Amichevole anche per il Giorgione che perde 3-0 contro il Campodarsego, formazione di Serie D. Giovedì ci sarà un altro incontro, questa volta contro la Luparense. Il Vittorio Veneto Falme che ha battuto al centro Marco Polo di Vittorio Veneto il Cavarzano per 4-3. La Primavera della Samp, allenata dall'ex Treviso Cottafava, in queste settimane è in ritiro all'hotel Al Parco di Solighetto, ha passeggiato l'altro giorno contro il Refrontolo vincendo per 4-0. Intanto in casa Nervesa, dopo l'addio alla promozione passata al Treviso, il presidente uscente Sandri ha detto che garantirà anche per la prossima stagione l'allestimento del settore giovanile. Ad affiancare il cosiddetto sponsor, quindi Sandri, ci sono una serie di persone che hanno fatto nascere l'ASD Nervesa, guidata dal presidente Dante Zecchel e il vice Claudio Bortoletti. Per la nuova società soltanto il settore giovanile. Complimenti. Calcio minore con il San Michele Salsa che sale in prima categoria per la prima volta nella sua storia, debutto per la compagine del presidente Faraon con un nuovo tecnico in panchina, ovvero Nicola Sacconi. Questo per quanto riguardava il calcio. Adesso le notizie arrivano dal basket che ufficializza, almeno dal sito come vedete della TVB Treviso De Longhi, basket di Serie A1, ufficializza lo sloveno, il play sloveno Nikolic, per lui 24 anni, ha giocato con il Bamberg ed il Partizan. Il giocatore sloveno ha battuto la concorrenza di Wright del Trieste. La società trevigiana ha poi comunicato in queste ore che la data dell'amichevole tra TVB e Fenerbahce, Turchia, è stata spostata al 19 settembre, sempre alle ore 20:30.
Serie A2 femminile, anche in casa Ponzano ci sono novità, dopo la capitana Brotto, dopo Giulia Zecchin, Giada Colombo, Emma Caffau e la giovanissima Angelica Castellani, altro arrivo, quello di Giorgia Rimi, e altro ultimo arrivo, quello di Matilde Stangerlin, classe 2000 veneziana, lei prima a Mestre e poi a Marghera. Nell'ultimo anno ha giocato con un doppio tesseramento a Venezia e a Pordenone, rispettivamente in A2 e in Serie B. Per quanto riguarda le notizie che ci portano a parlare di Pro 14 e di rugby, Benetton, bene, sono state ufficializzate le 2 amichevoli di settembre tra Benetton e Zebre, venerdì 13 settembre e poi il venerdì successivo, rispettivamente a Treviso e a Parma. È stato nominato, è stato eletto cosiddetto il nuovo capitano dei Leoni, che nella prossima stagione sarà Alberto Sgarbi, montebellunese, 33 anni il prossimo 26 novembre, tre quarti centro, ma all'occorrenza anche terza linea. 227 presenze fin qui collezionate con i Leoni, che fanno di lui il leone in attività con più caps. Sentiamo un'intervista che avevamo effettuato ad inizio stagione, quando Alberto Sgarbi non sapeva ancora che sarebbe stato il capitano dei Leoni. Un paio di settimane ed è iniziata questa nuova stagione, anche per Sgarbi. Non è la prima per te? No, non è la prima, però dai, siamo qui che lavoriamo, fa caldo, però gli allenamenti sono interessanti, c'è una bella intensità, tanti ragazzi giovani, perché comunque gran parte di noi, ecco, adesso qui sono permit player, quindi è bello perché c'è freschezza, gioventù, quindi ci stiamo divertendo. Ho sentito che ogni tanto sproni anche quelli più giovani, insomma è un po' una chioccia, ma giustamente. Beh, cosa vuoi? Quando si fa fatica si cerca sempre di aiutarsi, quindi sì, chiaramente sì, dai. Poi se posso aiutare in qualche modo lo faccio. Che stagione sarà? Perché è stata una bellissima stagione questa passata, Pro 14, te ne aspetta un'altra abbastanza impegnativa, senza l'abbastanza. Sicuramente sarà una stagione più impegnativa della precedente, perché il lavoro che vogliamo fare è tanto e importante, quindi penso che dobbiamo pensare proprio a ciò che dobbiamo fare, sapendo, consci degli avversari che abbiamo, perché li conosciamo, perché li studiamo, ben focalizzati e adesso questa stagione ci servirà proprio per arrivare preparati, insomma, ecco. Il gruppo che c'era la scorsa stagione e che c'è adesso e ci sarà è un gruppo che lavora insieme, che si diverte. Sappiamo che dove vogliamo arrivare lo possiamo fare solo attraverso il gruppo, attraverso il lavoro collettivo, attraverso degli obiettivi di squadra, obiettivi individuali e la responsabilità di ognuno. Quindi sì, il gruppo sarà importantissimo. Tu fuori onda mi hai fatto una domanda, che cosa pensavamo noi di voi vedendovi, però insomma ti abbiamo risposto. A me piace soprattutto il tuo metterti a disposizione degli altri, e soprattutto perché l'età sta salendo ma non si vede, però sempre con uno spirito da giovane. No, assolutamente, finché verrò qui al campo sarà perché mi diverto e perché ho qualcosa da dare e mi sento parte di questo progetto, quindi l'entusiasmo mi contraddistingue sempre e appunto finché sono qui vuol dire che quello c'è sempre. Questo è il nuovo capitano quindi del Benetton dei Leoni per la edizione, per l'annata 2019-2020. In bocca al lupo a lui, sarà nostro ospite tra l'altro anche nello stand che abbiamo allestito in questi giorni dal 4 al 15 di agosto ad Artigianato Vivo di Cison di Valmarino. Ve lo ricorderemo nelle prossime giornate, ma con molta probabilità prendetevi nota, faremo 4 chiacchiere sotto le stelle, sotto la luna come preferite, con Alberto Sgarbi nella giornata di sabato prossimo a Cison di Valmarino. È tutto, ci fermiamo qui, ci risentiamo domani. Buona giornata.